Eder, Mech, Pallister. Sebastiano ha due chiodi fissi, la chiamata di 16 minuti di Claudio e il fatto che Claudio, Gabriella e Salvo andarono al posto delle fragole il 4, quindi a suo dire a poche ore dal ritrovamento del corpo di Liliana. Ebbene, anche questa informazione è errata, infatti Claudio, Gabriella e Salvo si videro al posto delle fragole il 3 tra le 10 di mattina e le 11:30. Chiaramente qua vengono raccontate un sacco di storie che non hanno veramente né capo né coda. Lei è stata aggredita e dimostrato il problema che a me sono passati 3 anni abbondanti e che queste storie vengano fuori oggi, dopo 3 anni, è una cosa che fa, non devo pronunciare la parola, rabbia e Però poco. meno male, Dovevano uscire da subito, non potranno venirmi a dire che dopo 3 anni si sono accorti che Liliana è stata pestata, aveva ecchimosi e pestoni su tutto il volto, ha tentato di difendersi, eccetera, eccetera. È chiaro, è logico, se uno viene pestato, prima cosa che fa è ripararsi. Lei è stata pestata e soffocata quel giorno stesso. Io mi sono fatto un'idea, qui la dico, e non è stato detto subito. Domando perché la procura non ha detto subito che Liliana aveva tutti quei segni. Io quando penso che i parenti stretti, parlando con Sergio e soprattutto la cugina, è venuto fuori, hanno riconosciuto Liliana attraverso la fotocopia di una foto, dove già si vedevano delle ecchimosi, eccetera, ma sbiadite perché una fotocopia riesce come riesce. Domando perché non hanno potuto vedere Liliana. Io avrei, meglio che non parlo, però non è escluso che io a quel funerale mi sarei presentato con una accetta, avrei spaccato la cassa e io volevo vedere mia sorella o mia moglie o mia cugina dal vivo. Non ho capito perché non è stato potuto farlo, non è stato possibile. Perché? Dov'è il motivo per il quale Liliana non poteva essere vista? Perché era piena di ecchimosi, pestoni e anche un losco, un lorbo, avrebbe visto che è stata pestata, altro che suicidio. È stato detto che per procurarsi quelle ferite lei ha sbattuto contro gli alberi del bosco. È andata a scegliere 20 alberi in tutto il bosco a pestarsi. Sono storie che rasentano l'idiozia. Ma immaginate, Nerpes, se può essere il segno più labile di tutti. Ammesso che sia postumo di un herpes. Hai mai notato che avesse herpes? Sì, qualche volta sì, aveva la possibilità, ma l'herpes non lascia ferite, segni, eccetera, bisogna graffiarlo. Ecco. In ogni caso i dubbi adesso ci sono, meglio tardi che mai. Dopo 3 anni e rotti, dai, sono cose che non ci stanno. Sebastiano però punta il dito su di te e ti scarica tutte le colpe. Per non fare così, lui potrebbe fare così. Sebastiano parla vanvera. Secondo Sebastiano, Liliana ti chiamava per farsi stalkerizzare. Gli dico, ma sì, ma lui può dire quello che vuole. Lui racconta frottole. Io mi sono esposto dopo un paio di settimane. Prima avrei preferito non comparire. Ho dovuto mettermi in luce perché pensavamo assieme a Sergio che lei potesse ancora, i primi tempi, la prima settimana, essere scappata di casa non avendo altre possibilità. È riparata presso o una cugina o un'amica, me ne aveva parlato, che avrebbe potuto farlo, per dire. Quando poi invece, soprattutto dopo ritrovata, è crollato il mondo, è chiaro, e tutto il resto sono chiacchiere da bar, se vogliamo. E io mi sono esposto soprattutto, e l'ho detto da subito, perché Sebastiano stava raccontando nell'insieme un sacco di frottole. E le frottole erano, soprattutto perché mi è stato chiesto, ma quali sarebbero queste frottole? La primissima è quella dell'amore idillio che non esisteva da anni. Lui parla tanto di, non discuto sugli anni precedenti, i primi 20-30 anni di storia non li voglio discutere, ma gli ultimi 5 o più, loro erano in tensione completa, non andavano a letto assieme, dormivano in letti separati. Lei era già staccata del tutto da Sebastiano anni prima, 5 o più, per capirci.
In più lui diceva non abbiamo mai litigato, parole sue dei primissimi giorni. Hanno litigato quella mattina, hanno litigato la notte, la sera prima, appena usciti da quella. La lite più grande di cui si ha notizia è quando erano il 25 ottobre, per cui un mese e mezzo prima della sparizione, in quel famoso Avenzone, in quel bed and breakfast, la testimonianza della proprietaria ha raccontato di una Sì, lite sì, inascoltabile. sì. Lei ha Le preferito cose. rifugiarsi anche per paura. La proprietaria del locale si è rifugiata coi figli, con la famiglia, in ultimo piano per lasciarli finire di baruffare e andarsene insalutati ospiti. Questa è la verità raccontata dalla proprietaria del locale. Quindi, insomma, Ha era raccontato che reale, era no? d'amore, d'accordo, non abbiamo mai litigato. Claudio, io sono un batterista mancino, scrivo con la sinistra, ma gioco a tennis con la destra, anche a ping pong, e mangio per come prendo prima la forchetta. E tu invece? Strosco, ma uso la sinistra perché essendo stato autista di autobus e Vive, chi cioè, aveva quale le mano- marce lei quale sulla mano usa? sinistra La destra bisognava per le cose. manovrare anche Ok, di sinistra. ma lei quale Allora, si vede se uno è mancino da come mangia, mette la forchetta Ok. o il cucchiaio. Questa volta ti devo contraddire, ti posso assicurare che io prendo coltello e forchetta in modo totalmente casuale, a volte con la sinistra, a volte con la destra. Ma comunque l'importante è che si mangi. E da come batte la mano. Parliamo un attimo del fatto accaduto a Cosenza alla piccola Sofia. Cosenza è una cittadina che conosco anche in questo caso molto bene perché sono stato più volte all'Università della Calabria che si trova a Rende, ma Rende e Cosenza sono attaccati, e anche a Cosenza sono stato tante volte. Mi ricordo, ero lì la sera che Notre Dame andò a fuoco. Questa bambina sparisce misteriosamente dall'ospedale. È sicuramente una leggerezza da parte del personale dell'ospedale, che comunque un minimo di tutela dovrebbe darlo, ma è anche un festival di follia. Ci sono sicuramente due persone che non sono malvagie, nel senso che il rapimento non viene fatto a scopo estorsivo e né per espiantare gli organi, ma perché vivono una tragedia, vogliono un figlio e mettono in atto una sceneggiata anche con i familiari, giustificando l'arrivo in quella data, quel giorno, quella sera di un nuovo bambino. Il primo problema è che proprio questo bambino, per quanto preannunciato ai familiari, dovrebbe essere maschio, quindi loro avranno sostenuto di aver fatto delle visite durante il periodo di gravidanza e che questo bambino sarebbe nato maschio, e in realtà porteranno a casa una femminuccia. E immaginate poi lo stupore delle forze dell'ordine quando pensano di sgominare una banda di pericolosi criminali e trovano invece una famiglia festante per la nascita di una femminuccia. Quello che voglio dire è che nella follia assoluta di questa coppia c'è anche una base di tristezza e di dramma, perché loro volevano un figlio, poverini, e hanno solo trovato il modo più folle e assurdo per risolvere questo problema. Probabilmente c'è anche da dire che non potevano permettersi, visti i costi esosi, una adozione. E poi quello che mi colpisce come sempre è la polizia che festeggia dopo la risoluzione di un caso. Io capisco i ROS che arrestano Messina Denaro e allora vanno in giro per la città festanti, ma qui abbiamo la polizia che fa il suo dovere, sgomina una banda costituita semplicemente da una povera famiglia che vive un dramma, quello di non poter avere un figlio. Sicuramente fa benissimo il proprio mestiere, lo risolve anche in tempi brevi, ma poi va a fare schiamazzi nei pressi di un ospedale dove sicuramente c'erano anche malati più gravi che necessitavano di silenzio. Ricordiamo che nelle zone in cui è presente un ospedale è vietato suonare il clacson, e noi abbiamo la pattuglia della polizia che arriva e che per molto tempo continua a tenere la sirena accesa, e la stessa ambulanza che giunge a sirene spiegate. Tutto questo ovviamente
ovviamente andando a precisare che già si sapeva in partenza che la bambina fosse sorridente e in perfette condizioni al momento del ritrovamento, anche perché lo scopo, ripetiamo, della coppia rapitrice non era maltrattare la bambina, ma era addirittura fingere che fosse la propria, quindi sicuramente in quel frangente l'hanno trattata nel migliore dei modi. Colpisce, ripeto, la polizia che festeggia ogni operazione che fa. Mi sembra un po' la storia di un muratore che finisce di costruire una casa e a quel punto fa una conferenza stampa per spiegare come l'ha fatta, o va in giro con trattori e gru per la città suonando e festeggiando dicendo abbiamo completato un palazzo. Ma tutto sommato questo atteggiamento lo possiamo anche capire, perché in una Italia in cui un caso ormai non lo si risolve a meno che il colpevole non confessi, un'operazione che va in porto e anche in tempi brevi rappresenta una tale eccezione che va chiaramente festeggiata. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.